Buon pomeriggio da Luigi Falco con l'immagine a cura di Riccardo Carta. Siamo al Fraloce, una bellissima atmosfera, quella che si respira per questa semifinale dei playoff di promozione. Si affrontano il Tortoli e il Coghinas, è una sfida secca che può durare al massimo 120 minuti. Per una partita che già non sta brillando dal punto di vista dello spettacolo, delle azioni, del gioco. Se poi si scadono anche gli animi e comincia a diventare sempre un litigio una scaramuccia, diventa difficile. Cross intanto per Timpanaro, si abbassa questo pallone, non abbastanza. La seconda chance vera della partita del Tortoli. Non può arrivarci, più in là c'è Seu. Lo scarico, cross interessante, ci mette il piede. Ci aveva messo Marcic, poi Tugulu da Virdis, allarga per Fiorentino. Cross in mezzo, Dumbuya prima, poi Virdis sulla linea oro. Radovanovic, Seu, fa giro Dumbuya e poi l'1-0. È tutto buono il gol di Mateucci. Sul tap-in, non sbaglia, il numero 10. Ancora una volta molto bene con le mani Dumbuya, ma questa volta c'era Mateucci in agguato dalla partita del Tortoli. Finora va sempre battuto Pilic, adesso invece nel cuore dell'area, palla tesa, allungata e arriva il pareggio, è già 1-1, pareggio immediato. Non poteva cominciare meglio la ripresa il Tortoli con Marcic, è stato lui a metterla dentro. Radovanovic cambia tutto, belle da per Mateucci, ottimo il controllo, Mancino sul fondo, il Tortoli in attacco, il Coghinas obbligato a difendere, palla dritta in aria, ancora lì, Cocco in acrobazia, duello con Perez e Melis dice c'è il tempo per un calcio d'angolo. Paletes in mezzo di testa, Marcic è arrivato tutto solo. Lo vorrebbe la Rinca, più avanti Vinces appena rientrato. Poi morbido per Cocco che è veloce, davanti a Bagarelli, Cocco toccato, ha fischiato Melis e sarà rosso. In 10 il Coghinas nel finale di partita. E la batte bene perché lo mette in porta. E 2-1 Tortoli. Quello che serviva per blindare l'accesso alla finale. Lorenzo Cocco diventa il protagonista di questa semifinale. Rosso guadagnato e gol della vittoria, 2-1. Ragazzi tra l'altro lì che lavorano anche al bar, che seguono la squadra in trasferta sempre. Poi c'è Rosso a Cocco. In quella che ormai manca solo ufficialità, sarà Tortoli Sant'Elena. Tutto legato poi alla speranza dei risultati in sedi. Intanto adesso è finita, il Tortoli continua a inseguire quel sogno che si chiama eccellenza.